ricominciare a vincere, a crescere, ricominciare soprattutto a credere in se stessi. Buonasera da Castelbuono, dallo stadio Luigi Failla. Si ritorna qui dopo l'ultima gara disputata il 7 di gennaio contro il Furgatore. Parte Arenoso, il pallone in mezzo al gol. Pennisi, la super giovane Castelbuono avanti. Tancredi Pennisi, Lacitano. Ricordiamo che oggi potrebbero anche andare ad un punto dal Mazzara qualora l'Accademia Trapani riuscisse a sbancare il Dino Vaccara. Cercare scusate, poi Torres prova a passare, pallone per Altieri, nuovamente Torres, la parata da parte di Bene, c'era stata una grande costruzione da Torres e Altieri. Diatus va in profondità a cercare Diallo, posizione regolare di Diallo, Diallo si allunga il pallone, Diallo fuori di niente, calcio d'angolo. Fischia l'arbitro, parte Ciancimino, pareggia il Mazzara. 1-1 il gol da parte di Girolamo Ciancimino. 42esimo. Parte il calcio di punizione. Per la conclusione parata bassa davanti il pallone. Seguendo la formazione più offensiva, Belecco prova a passare, il pallone per Grandis, Grandis potrebbe concludere, il pallone per Diallo, calcia Diallo, il pallone è ribattuto e poi Franchelli non riesce. Per il destro da parte di Amisi è buona qui il pallone per Gomez, Gomez che può appuntare a Reynoso, Gomez mette il pallone in mezzo, arriva il 2-1 del Mazzara con la deviazione del colpo di testa da parte di Alassia, se non sbaglio. Parte il calcio d'angolo, 3-1 Mazzara. Amisi trova il gol del 3-1. Il pallone per Torres, 1 contro 1 di Torres che se la sposta sul destro, ma la conclusione, la parata da parte di Neve, di Bene, Arenoso. Alla alta, colpo di testa di Pardo. Si decidono dal niente, intanto Garofalo va a cercare profondità Franchelli che passa, Franchelli mette il pallone, Pardo! Riapre Pardo, 2-3, Giulio Pardo, il Leopardo delle Nevi, terzo gol contro il Mazzara, giallo intanto per Bene. Il metodo di valutazione, intanto Grandis prova ad avanzare, Grandis il pallone dentro, Torres, la parata da parte di Bene. Parte il calcio di punizione di Arenoso che metterà questo pallone nuovamente dentro, Arenoso, palla dentro, colpo di testa, Bene! Mostruoso su Garopalo. Altra parte ancora Arenoso, conclusione, palla alta, non c'è stata deviazione, finisce qui il Mazzara, vince la prima partita dell'Era Marino, vince per 3-2, le reti da parte di Ciancimino, Martel e Yamisi.